Lavoro in corso, studio 3 di DTV, 17ª puntata che dedichiamo è la 17ª, quindi ancora alle sfighe. Avete sentito la voce di Pietro Caruso. Questa mattina non ci prendo con i nomi, di Pietro Caruso, che naturalmente mi dà una mano, e abbiamo anche un ospite qui in studio, un testimone, che è Paolo Stefani, che è segretario della CGIL di Imola, al quale chiediamo di avere intanto buongiorno o buonasera, dipende dall'orario in cui andremo messi in onda. Leonello, una sottolineatura per la CGIL imolese, la Camera del Lavoro. È dopo Bologna, in Emilia-Romagna, la Camera del Lavoro più antica, perché è del 1901. Risente della grande tradizione del fondatore del Partito Socialista Andrea Costa. Non li dimostra però tanti anni lei, Stefano? Io no, ma io passo e la Camera del Lavoro per fortuna resta. Allora le chiedo un attimo di pazienza, perché abbiamo in linea il direttore responsabile del TG di DTV, Maria Elena Mele, che in qualche modo ci darà una mano, ci dà un contributo, e le vogliamo chiedere alcune cose. Maria Elena, sei in linea? Sì, eccola. Sì, mi sono, senti? sono. Io ti ho chiesto... Ciao a Leonello, a Pietro e anche al tuo ospite. Sì, ti ho chiesto di intervenire perché parliamo di crisi appunto 4.0, siamo alla quarta puntata sulla crisi, poi magari ci fermiamo un attimo, poi riprenderemo. La crisi, tu hai seguito moltissimo le ultime vicende purtroppo drammatiche, alluvioni, terremotati, quindi naturalmente coinvolte anche aziende, industrie. Ecco, volevo un tuo quadro un pochettino, visto che hai girato per quei territori devastati, eccetera, un tuo quadro proprio in base e in rapporto alla crisi di cui stiamo parlando. Beh, la situazione in quel territorio che è martoriato, oltre al terremoto e all'alluvione, come hai ricordato tu, c'è stato anche un passaggio di un uragano, soprattutto nella zona di Castelfranco Panzano, che ha colpito maggiormente abitazioni ma anche aziende agricole, quindi è una zona che è messa a dura prova e sta facendo anche un po' di fatica a risollevarsi, anche se la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo diverse azioni per poter risollevare questo territorio, anche finanziamenti da parte dell'assessorato alle attività produttive. È chiaro che tutto quello che si fa adesso sembra poco, perché comunque la ripartenza, soprattutto da parte degli imprenditori, vuole essere immediata e spesso ci si scontra con quella che è l'ordinanza, che invece non è immediata, un fattore burocrazia che un po' limita se vogliamo anche l'azione di ripresa immediata. Poi è chiaro che questi due fatti hanno creato una voragine nella occupazione che era già, soprattutto nel territorio modenese, iniziava un po' a farsi sentire. Un territorio abbastanza florido, perché ricordiamo che l'Emilia Romagna produce quasi il 2% del PIL nazionale, quindi ha un peso significativo per l'economia dell'Italia, e questi due eventi, compreso anche l'uragano di Panzano, hanno creato come l'instabilità e l'incertezza, non solo dell'economia ma anche quindi anche dell'occupazione. C'è molta, non dico sfiducia, ma c'è come neanche una resa, però diciamo che l'umore un po', Immagino. e anche la speranza di una ripartenza un po' si sta facendo sentire. Immagino. Io, per mia sfortuna, mi viene da dire, ho percorso quelle strade sia in occasione del terremoto ma anche nell'alluvione, e mi viene da dire che quel che ho visto anche di recente sono delle condizioni veramente, veramente difficili. Adesso nelle campagne modenesi c'è del gran fango, ecco, sarà quel fango che non fa ricrescere anche quelle che sono le culture tipiche della zona. Pensiamo anche al vino, pensiamo anche
al grano, al fieno, tutte quelle cose che contribuivano appunto alla crescita dell'economia non solo regionale ma anche del paese, che adesso sono in ginocchio. È un indotto del dramma, possiamo definire. È un indotto del dramma, hai detto bene. Esatto. Ma quindi, direttore, però questo naturalmente pensi che avrà un'incidenza sui dati del PIL anche del primo trimestre di quest'anno, fra 2 o 3 mesi? Potrebbe incidere abbastanza pesantemente, pensi, vero? Beh, sicuramente sì, non lo dico soltanto io, lo dicono anche le diverse associazioni di categoria, penso a Confartigianato, penso anche alla CNA, la LAPAM, tutte quelle associazioni che sono presenti nel territorio, che anche nel territorio modenese sono forti. E loro lo dicono chiaramente, c'è un livello di incidenza dell'economia di quei territori nell'economia della regione, quindi anche a livello nazionale, che risentirà molto. E purtroppo la tradizione, se vogliamo chiamarla così, del terremoto, il percorso che ha prodotto il terremoto è un segno inequivocabile. E quando ci sono state quelle aziende che purtroppo sono state colpite dal terremoto, che non hanno, per alcuni non c'è stata ancora la ripresa, hanno inciso fortemente, per cui anche questo dato qui, soprattutto del settore agricolo, risentirà parecchio. Bene. Maria Elena, io ti ringrazio molto, tu sei negli studi, i nostri studi di Castelmaggiore, questo non l'avevo detto, quindi ti ringrazio per averci dato questo contributo. Grazie e buon lavoro, ciao Maria Elena. Ciao. Grazie mille. Ciao, grazie ciao di nuovo. Ciao. E passiamo a Stefani. Stefani, ha sentito, ci si è messo anche il terremoto, l'alluvione, insomma non era sufficiente. Ci dà un quadro un po' dal punto di vista sindacale, CGIL, insomma voglio dire, è piuttosto importante, è un osservatorio determinante. Il quadro generale. Il vostro quadro generale del comprensorio, certo. Ma il nostro territorio è colpito un po' come tutto il paese dalla crisi. Certamente una cosa che fa la differenza è che laddove ci sono dei territori molto industrializzati la crisi colpisce più duramente, perché ovviamente gli occupati interessati sono di numero maggiore. Io sto raccogliendo un pochino i dati della chiusura del 2013, abbiamo superato come registrati al centro per l'impiego, quindi quei lavoratori licenziati che firmano la DID, la dichiarazione immediata di disponibilità, hanno superato i 12.000. E qui parliamo di disoccupati principalmente e inoccupati, perché c'è anche una certa quantità di persone che non rientrano. Quindi anche giovani. E la cosa impressionante è che la metà è sotto i 34 anni. Addirittura. E quindi fa un po' il quadro della situazione rispetto alle sofferenze in un territorio che conta una popolazione di circa, il circondario, 135.000 abitanti. Ecco. Quindi il colpo è durissimo. I settori ovviamente più colpiti sono quelli tradizionali, partendo dall'edilizia, dove direi non c'è nessuna azienda che non utilizza almeno gli ammortizzatori sociali. Però a Imola abbiamo anche una grande tradizione di indotto dell'edilizia, quindi aziende che fanno infissi, aziende che fanno macchine per piastrelle, e le ceramiche. Di conseguenza, chiudendo il 2013 con 2 milioni all'incirca, qui i dati adesso li stiamo ancora raccogliendo, ma siamo su quelle dimensioni. Di cassa integrazione. 2 milioni di ore di cassa integrazione, che praticamente è il quinto anno a fila che oscilliamo a cavallo dei 2 milioni di ore, che equivalgono all'incirca, sulla media delle ore lavorabili, a 1 migliaio di persone che non ha lavorato. Ho capito. Qual è il rischio? Se questi si traducono in disoccupati, che chiaramente speriamo di no, però il problema degli ammortizzatori è un problema serio perché non sono infiniti, potrebbero ulteriormente aggravare una situazione di un territorio che non ha mai visto dal dopoguerra una situazione del genere. Ecco, infatti lei ha anticipato dicendo questo una mia domanda, cioè Imola, il territorio molese, tradizionalmente, storicamente è un territorio ricco, molto ricco dal punto di vista imprenditoriale. Ecco, anche qui, insomma, ecco, voglio dire, come ha detto quello che nella precedente trasmissione, sempre sulla crisi, era Cavini, il presidente del CNA, cioè
Ci ha messo un po' di più, ma è arrivata anche qui la crisi, questo volevo sapere. Ci ha messo un po' di più. Io poi, scusate, mi sono dimenticato, non ho parlato del settore metalmeccanico al quale sono affezionato, il tempo c'è. Io sono un operaio metalmeccanico, quindi è il capito. mio settore. E quindi è il suo settore. Il settore metalmeccanico è dentro alla stessa dinamica, con una differenza, che lì è molto più evidente come le perdite delle aziende, quindi dei relativi posti di lavoro, sta spazzando via tutta la parte meno professionalizzata. Questo era un fenomeno già presente da una decina d'anni, particolarmente sulle carpenterie, lavori molto ripetitivi, adesso ha preso un'accelerazione maggiore, quindi tutti quelli, la subfornitura che lavora per aziende che esportano sulle macchine automatiche ancora... Voi cosa eravate? Subforniture in Imola di Bologna, prevalentemente? Ma il polo delle macchine automatiche è principalmente a Bologna, però a Imola abbiamo sulla meccanica due realtà interessanti, una è la Sacmi e una è la Cefala. Sì. Quindi siamo produttori di macchine automatiche e tutto l'indotto, tutto l'artigianato che si è specializzato, e abbiamo delle altissime specializzazioni lì dentro, quindi patrimoni importanti da conservare che hanno a che fare con la testa e le mani delle persone. Ecco, Certo. non bisogna perdere questa vocazione. Poi se avessimo occasione di parlare di un futuro, io penso che lì ci sia la possibilità di pensare. Ma c'è, l'occasione c'è. E le casse una delle formule, senza interromperla, una delle formule della cassa integrazione è anche quella delle casse in deroga, perché copre quei settori che non sono organizzati nel modello industriale tradizionale, quindi immagino piccolissime imprese artigiane e commerciali. Anche qui incide, come in altri territori, questa quota? Più o meno siamo in linea con i dati regionali. Da noi incide molto, come dire, con una piccola variante, che la cassa in deroga è stata concessa anche ad aziende di dimensioni grandi, più grandi, come la cooperativa ceramica, perché le permetteva di fare quel passaggio di tempo per ricaricare la solidarietà. Questi sono i due istituti principali dove noi nel nostro congresso stiamo parlando. È da tempo che c'è in pista un progetto di riforma, poi la Fornero non l'ha voluta affrontare, secondo me ha fatto un errore clamoroso, perché dentro la crisi parlare di ammortizzatori come le deroghe e la solidarietà erano quelle batterie che andavano a ricaricare la protezione dei posti di lavoro. Vabbè, ma una Ciusi anche lei forse, la Fornero. È stata. Non vorrei dire delle battute. No, l'ho fatta io, quindi ci fermiamo lì. No, diceva, lei parlava di futuro, affrontiamolo direttamente, poi ci fermiamo un attimo. Entrando nella carne viva, come siamo entrati ora, della cooperazione, e Imola è la patria della cooperazione, c'è la concentrazione più grossa d'Italia di cooperative, non a caso è la terra di Andrea Costa, e quindi qui le società di mutuo soccorso costruirono quelle condizioni di protezione. E la cooperazione è stata un'evoluzione. No, l'ho detto come battuta, ma è quella, sì. La cooperazione è molto forte ed è una cooperazione che è cresciuta al punto tale dove ci sono aziende che nel panorama globale non si difendono, ma tengono bene delle posizioni di mercato. Il problema è che se va in crisi la cooperazione, va in crisi un sistema, quindi pensare a Imola come un territorio nel tempo indietro più ricco e che comunque oggi si difende bene perché ha dei patrimoni da parte, cioè ci sono i genitori oggi di quei figli che sono in cassa integrazione che gli stanno dando una mano, diventa un problema serio, cioè la cooperazione non può essere spazzata via da questo territorio perché si smonta, snatura insomma un attimo anche proprio. Si smonta proprio la sua natura. Tutte le imprese dell'indotto che lavorano, che sono magari artigiani, piccole industrie, lavorano tantissimo con la cooperazione e con l'automazione. Quindi nel territorio bolognese ci sono due aziende importanti che lavorano. A proposito di cooperazione, ma magari la sfrutteremo nella puntata 5.0, questa mattina non è potuto venire, sarebbe dovuto venire adesso mi sfugge il nome, Prati mi sembra, Prati, che è direttore mi sembra di Lega Coop Imola, il presidente di Lega Coop Imola. Vabbè, lo sentiremo. E poi abbiamo il caso, tra l'altro, Leonello, che in qualche modo mi riguarda personalmente perché il Corriere Romagna è stampato alla cooperativa Galeati, che adesso ha subito uno stato di crisi e tra l'altro non è potuta più essere una cooperativa pura, a conferma della crisi che
nel senso che è partecipata azionarmente anche da altri, perché la crisi è in corso. La Galeatti è stata, se non sbaglio, la prima cooperativa del territorio. Sì. Quindi la prima cooperativa del territorio. Coincide con la data di nascita della, se non sbaglio, della Camera del Lavoro. Non devo conoscere ancora qualche giornalista o qualche editore che non sia passato attraverso la Galeatti, me compreso. Beh, tutti siamo passati. Più o meno tutti quanti. Noi ci stiamo ancora. Ci fermiamo un attimo, Stefani, così intanto pensiamo ad altre domande che ho in mente, e anche Pietro, e andiamo a vedere un contributo, così abbiamo anche a largo raggio, abbiamo un panorama ancora più ampio, che ci viene da Ferrara, sempre sulla crisi, che è un servizio che ha realizzato la nostra corrispondente da Ferrara, Annalisa Bertasi, bravissima peraltro, ed è l'intervista al direttore generale della Camera di Commercio di Ferrara, Mauro Giannattasio, che ci dà dei dati, ci dice un po' la situazione com'è nel ferrarese. È boom di richieste per quanto riguarda l'accesso ai contributi per l'innovazione e lo sviluppo d'impresa messi a disposizione dalla Camera di Commercio, un dato che offre chiaro riscontro della voglia, della necessità di innovazione tra gli imprenditori ferraresi, letteralmente a caccia degli incentivi messi a disposizione dall'istituzione per l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, la realizzazione di infrastrutture telematiche e satellitari, la valutazione e valorizzazione di beni intangibili dell'impresa. Seguono, anche se non sono meno importanti, la gestione integrata dei servizi turistici e la qualificazione della rete distributiva e commerciale. Dobbiamo sfatare chi dice o chi pensa che le imprese piccole, in particolare le imprese artigiane, non innovino. Non è così, e in particolare le imprese artigiane che lavorano nel settore alimentare hanno un tasso incrementale di innovazione che supera il 25%, a fronte di una media nazionale del 16%. In sole 2 ore le imprese della provincia hanno effettuato più di 200 prenotazioni per un importo complessivo di 400.000 euro, una cifra ben superiore ai 200.000 euro a disposizione. Questo vuol dire che comunque le imprese continuano a reagire, hanno voglia di mettersi comunque in gioco e sia chiaro, la Camera di Commercio non ha la pretesa di essere risolutiva. I problemi che viviamo non possono essere risolti con un contributo, però certamente sono di stimolo e certamente richiamano sempre l'attenzione su un mondo, quello dell'impresa, che io credo, che la Camera di Commercio crede, sia davvero il centro della ripresa, perché l'impresa crea reddito, crea occupazione, si generano i consumi e se non si parte dall'impresa non si va da nessuna parte. Stefani, torniamo qui in studio, le volevo chiedere una cosa, attualmente come sindacato, quali sono le situazioni più drammatiche? Ci può fare un quadro? Ma le più drammatiche sul territorio sono prima di tutto legate al settore ceramico e al settore edile, e direi che sono le punte più avanzate rispetto alla difficoltà poi di ricaricare degli ammortizzatori. Quindi la cooperativa ceramica è la prima, adesso è in campo un'idea, poi le scelte fatte insieme all'azienda, sempre con accordi sindacali, sono state quelle di ridurre il più possibile l'impatto occupazionale, non sono stati avviati dei licenziamenti. Ci sono i contratti di solidarietà? C'è il contratto di solidarietà che è scaduto, si sta ricaricando il tempo per procedere di nuovo a un altro contratto di solidarietà. Qual è la percentuale di solidarietà più o meno adottata? Ma è qui un pochino più complesso. Loro sono attestati sull'80%, accidenti, però hanno una forchetta che va dal 60 all'80%. Diciamo che è un modo per impedire proprio la fine dell'azienda. C'è 80% di lavoro però. Di lavoro, io ho capito, la quota di solidarietà. No, scusi. Allora mettiamola rovesciata. Dal 20 al 40. Vabbè, allora siamo nella media. No, ma perché in genere la concepiamo la quota di solidarietà in quella parte di recupero del lavoro. Diceva allora ceramiche e le due più grosse cooperative che sono oggetto di preoccupazione sono la Cesi, che lavora nel settore delle costruzioni, e la cooperativa Trelle.
Che fa i serramenti. Ecco, volevo dire una cosa, noi veniamo da Forlì dove c'è, immagino che lo saprà, una situazione, abbiamo la Ferretti, il gruppo Ferretti, abbiamo l'Electrolux, la Dometic, eccetera. Ci sono... Ti sentiremo tra l'altro nella ecco, seconda parte. C'è multinazionali, ecco io le voglio chiedere, quindi qui mi sembra che le aziende siano autoctone, nel senso che vedo che sì, che siamo arrivati, mi fa segno Pietro che siamo arrivati, ma comunque la domanda gliela faccio, poi mi risponde dopo la pubblicità. Qui ci sono situazioni dove ci sono delle multinazionali che chiudono, che improvvisamente decidono che non va più bene, delocalizzano, se ne vanno e i lavoratori sono in sciopero, come sta succedendo al gruppo Ferretti. Ecco, la situazione qui c'è, non mi risponde adesso, ci pensi su che poi mi risponde dopo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.